€10 soli, a così come stanno. Va bene, ma... allora è risato. Sì. 1 milione di dollari Sì, e 4 anni di tavola franca. No, 2 anni da tavola. 4 anni, Pasquale, te ne mangi la parola. Io non me ne mangio niente perché lo disse mai, 2 anni, dico 2 anni. Non stiamo così, 4 anni non se ne parla. I cacci, te 4 anni lavorate. Non si fa mai da quanto faccio l'isolazione. Bravo. Faccio fare 4 passi. Cave c'è giorno che non esce più. E allora è pentenza battuta, vero? Oh, Niazzi, a te ne ci sta chiave a tuo mogliere, E in capo cosa? Chi dava 27 anni? Io parlo, sono un anno, è l'unico modo per poter stare tranquillo. Io che ne hai 65 e chi ne ha 96, ma ora è tutto a posto, ci hai un giovane che si interessa di tutti gli affari miei e così io posso stare tranquillo. Ma qui? Qui, guarda che devo sapere qui, l'ha comandato dal deputato Cardi, La miseria. Questo sarebbe buono per me morire. Pasquale, sì, questo giovanotto, facessi al caso mio. Dimmi caro, dimmi. Ma perché quando posso? Ci tenia così tanto a me, io così di speciale, ecco che Capito di e speciale? appunto, qui è di speciale. Voi di speciale avete tipo che non avete, pure io vi avevo dire bene. Mi capisci a chi? Chi è bravo? Comunque, non aveva una curiosità, visto che mi ha dato quello che ho visto, piccolo, orologio, lavatura, fiestanatura, ma decide che fare? Devo fare il cassiere. No, quale cassiere? L'avevo già. Quindi mi tornare in volte, bene o male. No, il cassiere c'è stato tranquillo, non me ne carico. Allora volevi fare No signore, Ma no fino a sì che sono pronte. Eccolo qua, dove sento scrovare, come si chiama che, ecco. Allora, forza, oh! alla rete, io scelgo, sono pronto, Pasquale. E allora te fai, metti c'è quello che sta qua. No, Pasquale, vai su di una mano. Non c'è bisogno, ci sono! Gennarino! Dove sei Gennarino? Con Pasquale. Avanti, vai a con Salvatore, carichiamo, esplodiamo tutte cose. Le brame di magazzino. Vai, Non c'è bisogno, state fermi. Voi avete da stare qua. La dovete finire. La signora e la signorina. Brava Giulietta. Pasquale, sei una bella aiutata, dovresti svegliare una vecchia d'aria. Sì. Ci facciamo una passeggiata, perché mi dispiace. Ma quando mai? Ma a me non fa piacere. Voi avete a nascere, avete a piovere, pigliare aria fresca, va sole, banana del bagno vittoria, poi facete i bagni. Però io non vi posso accompagnare. No, perché sono molto impegnato, affari, cose. Aspettate. Ma che state facendo? Non siete più state facendo? Chi non ci pensa con cittadino? Venite qua. Allora, pigliate a braccetto a me moglie. Pigliate a braccetto a moglie. Pigliate a braccetto a me moglie. Io la posso Sì, signore. E ora voi mi dovete portare a spasso. Da oggi in poi questo è il vostro infiere. Che bello questo cavallo! Oh, non è un cavallo pesante, però è impegnativo. Un vostro permesso, non lo vai a travagliare, da un Raffaele, piglia sul cannelere e mettono sopra la cozzola.
io adesso, figuratevi, che gli affida la moglie. Io, lo sapete come è così geloso? Ma credevo, non sa più capire, come vede tutta sta funzione e sta felice. Ma lei deve dire cazzo, Don Felice a Costantinopoli? Tre signori distinti. Dite che signore distinti. Questi servono a me, dobbiamo fare una sorpresa agli sposi. Ah sì, e che sorpresa. Non si può dire, Don Ignazio, se no finisce il bello. Ma sentirete fra poco. Allora permettetemi che assistemo meglio l'orchestra. Ci vediamo, il turco vestito. Ah, Buono maestro. ma quello è l'abito adatto. Tu assaggi il violo, usuai da una sinfonia commerciale che la mia arretrato addirittura di Costantinopoli. Benissimo a te per dire. Dai. Venite qui. Scusate, con permesso, Venite tu, dici. Dicetemi un attimo, come va passate con Don Pasquale? benissimo, vado a curare questa mattina cammarera. Io che cammarera, portavo colazione un turetto. Io con l'emozione mi stavo tenendo la ciccia. Ma vi voglio ricordare che con mia potreste avere pure la cioccolata